Si scusano per il ritardo gli avvoltoi, che per la prima volta spiegano le ali verso l'eccellenza, dopo essere già volati in passato in Serie D, C e anche in B. Una promozione storica quella della Rivarolese, che arriva al termine di un'annata davvero trionfale. 5 sole sconfitte, 8 pareggi e 17 vittorie in campionato, le più importanti negli scontri diretti con le altre big. Indimenticabile il 5-0 sul Moconesi. A 3 punti dalla capolista Moconesi, la Rivarolese ha chiuso la stagione, per poi approdare ai play-off. Il successo sull'Ortonovo è valso il tanto atteso quanto meritato passaggio di categoria. Per concludere, ciliegina sulla torta, la Rivarolese si aggiudica anche il titolo di campione di play-off contro l'Albenga. I giallorossoneri hanno potuto contare su una rosa destinata a vincere. Tanti i giovani che si sono messi in risalto, guidati da giocatori di esperienza, uno su tutti il capitano Davide Sighieri. Mister Angelo Sorbello ha condotto con caparbietà e serietà i suoi ragazzi verso un traguardo davvero importante. Ma buona parte del successo è da attribuire a una società che non ha mai smesso di crederci. Il presidente Mauro Sighieri, l'avvocato Pierluigi Levrero, il direttore sportivo Massimo Lebole e Maurizio Medullà hanno con orgoglio centrato l'impresa e ora guardano al futuro. Questa è una delle poche squadre che hanno un campo di proprietà. Il Torbella è uno stadio che profuma di storia e ha visto passare tante squadre blasonate e categorie di massimi livelli. Peccato che per le dimensioni la Rivarolese non possa gioire lì insieme ai suoi tifosi, che ancora continuano a sostenere e a festeggiare la loro squadra, perché sì, con un po' di ritardo, ma eccellenza.